Broccoleri di Favara va in scena uno scontro diretto fondamentale per tirarsi fuori alla zona calda di classifica. Nella settima giornata di Serie D il Castrum Favara ospita la Nissa per una sfida che mette in palio 3 punti pesantissimi, padroni di casa reduce dal successo esterno di Paternò, che ha interrotto una serie di 2 sconfitte consecutive ad una lunghezza di distanza in graduatoria. La Nissa cerca il cambio di rotta dopo il KO per 2-0 casalingo contro il Pompei. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Massimo Lo Giudice abbiamo scorto i 22 protagonisti di questa sfida intenti nelle fasi di riscaldamento e il conseguente ingresso in campo delle due formazioni. Parte subito fortissimo la Nissa dopo 3 giri di lancette, il rotulo innesta Bollino che calcia trovando però l'ottima respinta da parte di Scuffia. Proprio da un rinvio errato dell'estremo difensore della Castrum Favara, Nissa che trova il gol del vantaggio, recuperato infatti da Maltese che con un meraviglioso tocco sotto dopo essersi spostato il pallone sul mancino porta in vantaggio i giallorossi. Ancora un Eurogol del numero 80 che in questo momento vale il vantaggio nisseno. Gara che si gioca per lo più sulle doppie palle, scorriamo fino al 38esimo con Bollino, duetta con Rotulo, viene esteso al suo ingresso in area di rigore, accordata la massima punizione dal direttore di gara per questo intervento ai danni di Rotulo. Dal dischetto va Mauro Bollino col mancino, spiazza Scuffia, 2-0 della Nissa al Broccoleri di Favara. Termina così anche la prima frazione di gioco. Passiamo allora con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. 5 minuti dal rientro in campo delle due formazioni, apertura a sinistra per Baglione che si accentra e calcia trovando la respinta da parte di Elesai. Inizia girando dai gambi per mister Terranova dentro a Luisi, il luogo di Mannino all'ora di gioco. 3 minuti più tardi cerca il 3-0 la compagine nissena con Rotulo che parte da sinistra, si accentra, cerca il destro dal limite, potente ma non preciso. 6 minuti dopo l'ora di gioco però è la Piana a mettere in moto il compagno di squadra Deiana, serve Mudasiru che grazie ad una deviazione accorcia le distanze beffando Elezai. C'è ancora una partita al Broccoleri di Favara, dentro anche Semenzin per Sama che dura appena 10 minuti. La partita del tornante argentino espulso per un colpo proibito. Nissa che dovrà proseguire in 10 uomini. All'81esimo tocca da loro rilevare Bollino. 4 minuti più tardi spazio a Diaz per Rotulo. A 2 dal 90esimo arriva però la beffa sventagliata di Vaccaro per la Piana che mette un cross sul secondo palo dove arriva puntuale all'appuntamento Sandro Baglione. Beffato Elezai e Castrum Favara che riacciuffa la partita a 2 dal termine, dentro anche Pagano per Maltese. Al quarto di recupero Deiana atterra Vaccaro e si guadagna il suo secondo giallo. Si termina così in 10 contro 10 ma non c'è più tempo, 2-2 il risultato finale del Broccoleri di Favara. La Nissa avanti di 2 reti viene rimontata al Castrum Favara. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.